povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà, non cambierà, non cambierà, forse cambierà. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì, che cambierà, vedrai che cambierà. Buonasera, siamo live, benvenuti a tutti. Buonasera, benvenuti. Fare imprese in Sicilia tra pizzo e mafia, evento organizzato dalla nostra associazione culturale Maieuticar. L'evento abbiamo l'onore di ospitare l'avvocato Salvatore Caradonna, fondatore del comitato Addio Pizzo, e il signor Tommaso Virzi, proprietario del noto tabacchi a Palermo, è vittima di estorsione. Quindi vorrei iniziare con una citazione a questo evento, ovvero: la mafia è un moderno e al tempo stesso arcaico invasore che ha schiacciato a lungo e duramente la Sicilia, opprimendola, costringendola a vivere in uno stato di arretratezza culturale e sociale. In Sicilia non esistono solo forze oscure e negative, c'è anche gente meravigliosa che opera nella legalità e che si adopera per mantenere vivo il culto delle tradizioni antiche e dei valori che altrove sono perduti. C'è insomma una terra che respira ancora un'aura di sublime, con uomini e donne di grande ingegno e fervida cultura, che hanno lasciato una traccia indelebile. Franco Battiato, il grandissimo cantautore, maestro da poco andato via, il quale abbiamo appunto fatto questo tributo, e lui, come tantissime altre persone siciliane, combattono e si impegnano per una Sicilia onesta, e quindi combattendo la mafia. Con questa citazione introduco l'avvocato Caradonna. Salve, grazie per essere qui. Iniziamo subito comprendendo appunto le motivazioni e il periodo in cui ha deciso di istituire il comitato Addio Pizzo. Allora, intanto non ero il solo, si parla di un gruppetto di amici, di 7-10 amici. Eravamo studenti, era il 2004, studenti universitari, e molti di noi
avevano già delle sensibilità particolari, erano già impegnati in altri fronti, diciamo, della società civile, ma comunque tutti eravamo accomunati da una circostanza, l'essere i figli del 92. Io nel 92 avevo 15 anni, sappiamo tutti cosa è successo, ma non soltanto nel 92, anche nel 93, quindi in quel biennio tragico. Noi, da figli, diciamo, del 92, unitamente ad altri ragazzi, forse appunto eravamo portatori di istanze di ribellione e di impegno civile più marcate. E quindi ci siamo posti un semplice problema, semplice quesito, perché a Palermo nel 2004 non si parlava di racket, di estorsione. Ci siamo posti questo problema: cosa può fare il cittadino semplice, lo studente, il lavoratore, la società civile, ovviamente eterogenea, sul tema del contrasto al racket, perché storicamente questo problema era stato delegato a forze dell'ordine e magistratura. Allora noi ci siamo posti questo quesito: cosa può fare il semplice cittadino? Ci inventammo uno strumento di supporto concreto alle vittime di estorsione, o comunque a coloro che avevano avuto dei problemi in passato, immaginandoci il consumo critico, quindi un sistema di protezione sociale fondato sulla preferenza nei consumi, a beneficio di chi appunto aveva fatto una scelta di tipo etico, denunciando. E quindi ci immaginammo un impegno diretto da parte della società civile, del cittadino, che ovviamente non viveva quotidianamente come il commerciante o l'imprenditore il problema delle estorsioni. Poi non è quotidiano, sappiamo che non è quotidiano, ma comunque in particolari momenti dell'anno l'imprenditore e il commerciante lo vive. E quindi abbiamo voluto a gamba tesa entrare, diciamo, in questo argomento, inventandoci questo sistema di appoggio concreto ai commercianti. Quindi pensando di raccogliere le firme in giro per la città di cittadini che si sarebbero impegnati ad effettuare i propri acquisti proprio presso quei centri economici, quindi presso imprenditori o commercianti, che o in passato avevano già denunciato e quindi avevano esperienze di denuncia, o che pur non avendo denunciato si impegnavano pubblicamente nei confronti della società a denunciare qualora il pizzo fosse stato loro richiesto. E allora creiamo due liste sostanzialmente: una lista dedicata ai commercianti imprenditori che volevano ovviamente impegnarsi a denunciare, si assumeva un impegno nei confronti della città, e dall'altra parte una lista di consumatori critici che si impegnavano pubblicamente ad effettuare i propri acquisti presso i primi. Queste liste furono pubblicate sul Giornale di Sicilia. Ancora io li tengo, quelle pagine, 2 o 3 pagine fitte, perché raccogliemmo all'inizio le prime 1000 firme di cittadini che si sarebbero impegnati a sostenere i commercianti, e pubblicammo un libretto poi con le imprese. Ad oggi quel libretto raccoglie molte più imprese, anzi all'inizio erano 100, scusate, adesso sono molto più di 1000, e adesso i consumatori sono più di 10.000, quasi 11.000, e quindi ci inventammo questo strumento. I risultati, il vostro ente che risultati Allora, diciamo, chiaramente non si può fare una valutazione di tipo economico, perché poi quello è un grimaldello, un'idea. Per spostare masse di consumatori, le aziende, come dire, le multinazionali investono fior di miliardi, ovviamente. Però la parte della coscienza è cambiata da questo punto di vista. Sicuramente il cittadino sa, una parte dei cittadini sanno che se quel negozio è gestito da un soggetto mafioso vicino, chiaramente non ci va, lo boicotta.
e magari a parità di condizioni preferisce, se è a conoscenza ovviamente del nostro strumento, preferisce andare presso gli esercizi commerciali che aderiscono. Come si riconoscono? Camminando per Palermo vedrete sicuramente le vetrofanie nelle porte degli esercizi commerciali che espongono anche il nostro ospite Tommaso ce l'ha nella sua vetrina, una vetrofania proprio col nostro simbolo, e quel simbolo, a detta degli stessi mafiosi, che una volta diventati collaboratori di giustizia raccontano anche questo, quello è diventato un deterrente per i mafiosi. Cioè i mafiosi dicono ai collaboratori di giustizia, che erano essi stessi estortori prima di diventare collaboratori di giustizia, non si avvicinano alle imprese aderenti a Dio Pizzo perché testualmente sono più le camurrie che i soldi che si guadagnano. Quindi l'obiettivo è stato raggiunto sostanzialmente. È stato raggiunto. Chiaramente si parla di 1000 imprese, ok, quindi i numeri però fa un certo effetto ormai a distanza di 16 anni, 17 anni, camminare per Palermo e vedere tante di quelle vetrofanie. Quindi cosa è cambiato? Sicuramente la coscienza sociale da questo punto di vista si è strutturata, ma come ci diciamo sempre, siamo ancora un decennio, 2 decenni sono ancora troppo pochi per vedere dei cambiamenti concreti, cambiamenti che comunque, ripeto, ci sono gli stessi mafiosi a testimoniare questa importanza. Ma anche il cambiamento culturale tanto auspicato dalle persone che hanno combattuto la mafia e che combattono d'altronde in qualche modo, come ha detto lei, è arrivato sia da parte delle associazioni, dalla scuola, eccetera. Basti pensare che appunto il sottoscritto, Carmelo e tutti i ragazzi che ci seguono sostanzialmente non abbiamo vissuto quegli anni, ma abbiamo impresso sulla pelle queste dinamiche. Quindi sicuramente il cambiamento culturale, come lei dice, anche grazie ad enti come a Dio Pizzo, è avviato. E le volevo chiedere, visto, attualizzando un po' i discorsi con la pandemia, come è cambiato l'approccio della mafia, della criminalità con le aziende? Nel senso, ora forse si parla anche di partecipazione nel capitale sociale, di finanziamenti illeciti per non fallire. Lei come la vede questa dinamica attuale? Allora, chiaramente dobbiamo avere delle evidenze per dare un giudizio, e secondo me ancora è molto presto. Ciò nonostante ci sono degli alert rappresentati da chi indaga, no? Da chi studia questi fenomeni, ed effettivamente c'è un'offerta di liquidità importante rivolta a chi ha avuto difficoltà in questo anno, che poi tutta l'economia in questo momento storico, e cerchiamo anche di allargare la nostra visuale, non dobbiamo pensare solo a Palermo, dobbiamo pensare alla Calabria, al nord-est d'Italia, alla Lombardia, quindi il discorso è molto complesso. Ciò nonostante non escludo che chi possa avere grossa liquidità abbia già pensato di proporre di entrare in gestione sostanzialmente. E ripeto, l'effetto della pandemia da questo punto di vista secondo me è al di là da venire. Speriamo che sia come dire, moderato l'effetto, perché sarebbe disastroso ovviamente per il mercato, per l'economia stessa, per il sistema paese. Dal punto di vista invece dell'estorsione, è già capitato che a fronte di un blocco di molti mesi delle attività qualcuno si sia ripresentato chiedendo gli arretrati, perché ovviamente i negozi erano chiusi. C'è qualche sentore da questo punto di vista e non è da escludere che possa essere già accaduto e che sta accadendo, perché effettivamente con i ristoranti chiusi, certo, chi pagava o ha pagato comunque anche ad attività economica chiusa, oppure in presenza di difficoltà perché non ha lavorato, niente di strano che pagherà
anche gli arretrati per quelle mensilità. Quindi ancora si sta capendo, insomma, che cosa sta succedendo, ma non è da escludere che vi sia un'iniezione di capitale mafioso nell'economia. E questo fa dei danni enormi, cioè appunto vorrei sapere il suo punto di vista su come la presenza della mafia, sia sotto il punto di vista dell'estorsione, quindi il pizzo, sia sotto il punto di vista del capitale, del finanziamento, chiamiamolo così, ovviamente illecito, rende il mercato siciliano non efficiente. Sì, questo è quello che noi sosteniamo nei processi dove assistiamo anche come parte civile il Comitato Addio Pizzo, che è esso stesso danneggiato per la commissione delle estorsioni in determinato territorio. Diciamo esattamente questo, cioè l'estorsione non è più un problema del singolo imprenditore e commerciante vittima, ma ha conseguenze economiche negative per tutti, ovviamente, perché sappiamo che incide sul principio della libertà di iniziativa economica garantito dall'articolo 41 della Costituzione. Quindi continuare ancora a vedere e a leggere il problema dell'estorsione soltanto come questione del singolo imprenditore in un circoscritto territorio significa non aver capito niente. Consideri che io mi sono occupato 12 anni fa di una ricerca con una fondazione che mirava a quantificare il danno all'economia siciliana dalla presenza delle estorsioni. Ebbene, gli economisti che hanno analizzato i dati processuali che noi fornivamo hanno previsto un danno equivalente a 1,2 di PIL regionale all'anno, quindi di risorse sostanzialmente, quindi 1 miliardo di euro all'anno drenato soltanto per il pizzo. Che questo poi non è più un problema, ovviamente. È un miliardo sostanzialmente che non crea valore in nessun modo. Che non viene reinvestito, ovviamente. Esatto, Certo, cioè, certo. è proprio e questo crea il doppio, cioè è come se fossero 2 miliardi, è il doppio del... Esattamente. Effetto moltiplicatore. Esattamente, è un moltiplicatore negativo, è chiaro. Esatto. Anche quando, diciamo, vorrei sapere anche la sua per quanto riguarda ormai che la mafia, inutile negarlo, si accaparra anche tramite chissà quante scorciatoie e vie anche i fondi europei o statali, appunto lì sono il triplo dei danni perché quelli sono stanziati per creare produttività, quindi là si parla già anche di impresa mafiosa e quindi di imprenditore mafioso e non più di estortore che gira nei quartieri, quindi già il livello è superiore, là il danno chiaramente è maggiore perché si scalza la concorrenza, perché si acquisiscono fondi comunitari o nazionali che ben potrebbero essere impiegati da altre mani, però ecco, quello è già un altro livello. Un altro livello. Diciamo, avvocato Caradonna, se lei ha un evento che un associato, no, un imprenditore che le è rimasto impresso, qualche aneddoto che vuole condividere, magari che abbia uno recente, tra virgolette? Ma aneddoto di che tipo? Ce ne sono tante storie. Diciamo uno tragico comico, diciamo, che finisce nel comico della realtà, se così si può dire. Ok. 2 anni fa abbiamo assistito un imprenditore di Altofonte, quindi provincia Roccaforte mafiosa, e l'estortore era un amico d'infanzia della vittima. Addirittura la vittima aveva anche battezzato la figlia
E quindi era il classico amico che riscuoteva senza dover minacciare, perché non hai bisogno di minacciare quando sei un amico, giusto? E insomma questo soggetto lo ha estorto per 15 anni. La linea difensiva, ma ne avrei degli altri, ora mi ha preso un po', come dire, la linea difensiva è stata quella di produrre le fotografie dei battesimi e delle feste praticamente dei figli, cioè voler provare come dire, l'inconsistenza e la credibilità della vittima sulla base del rapporto che l'estortore aveva con la vittima stessa, ma capite bene che era il fulcro dell'estorsione, cioè l'amico che ti estorce, quindi come dire lo sapevamo già, e quindi a questo ha cercato di come dire, di far crollare la credibilità producendo le fotografie con che so, le birre, i cornetti, le colazioni, i battesimi, eccetera, eccetera, ma ce ne sarebbero tante altre, insomma. Ci sarebbe da fare un libro, immagino, su queste cose. Un'enciclopedia. Avvocato, visto che lei purtroppo deve quasi deve lasciarci, vorrei sapere che ha un impegno lavorativo, vorremmo sapere i prossimi passi dell'ente. Uso il termine. Allora, intanto l'associazione ovviamente lavora su più fronti. Il fronte di cui abbiamo parlato è quello dell'assistenza alla denuncia, quindi noi continuiamo a lavorare sui territori contattando gli imprenditori e registrando invece le richieste di aiuto degli imprenditori che accompagniamo presso le forze di polizia. Parallelamente, questa è una cosa fondamentale per la città di Palermo, Addio Pizzo da 5 anni è impegnata nei territori più difficili della città, nei quartieri come la Calza, in attività di assistenza nei confronti di soggetti disagiati, di famiglie disagiate. Assicuriamo come dire un dopo scuola ai figli, cerchiamo di organizzare le loro giornate e cerchiamo anche di curare il bene comune, che in quel caso è che so, la Calza, no? Con l'istituzione di un parco giochi. Quindi l'attività di assistenza alla denuncia che diciamo se portata avanti da sola è un cane che si morde la coda sostanzialmente. Dobbiamo migliorare le condizioni dei territori in cui operiamo. Quindi parallelamente a questo siamo molto impegnati nei quartieri difficili in attività di assistenza alle famiglie in difficoltà. Chiaro, perché come ha detto lei all'inizio del suo intervento, il movimento culturale va di pari passo con quello socio-economico. Esatto. Avvocato Caradonna, noi vorrei parlare tante ore con lei, ma sicuramente ci riaggiorniamo, faremo una seconda parte, magari anche in futuro con le regole anti-Covid, magari di presenza, se sarà possibile. Aggiungo una cosa soltanto. Tommaso Birzì, che tra l'altro ho assistito io personalmente, le cui vicende sono state seguite appunto dagli altri componenti del comunità Addio Pizzo, è l'esempio di ciò che dovrebbe essere un imprenditore che oggi denuncia, cioè un soggetto che dopo aver fatto un tipo di scelta decide e continua a lavorare in un territorio difficile come Borgo Vecchio, fuori da comparsate, da visioni eroiche, quindi continua a lavorare in totale serenità e normalità nello stesso quartiere in cui è maturata la sua denuncia nei confronti di chi? Di soggetti che abitavano in quel quartiere. Quindi su questo poi ci riaggiorniamo in un'altra occasione, ma è molto importante la storia, poi lui ve ne parlerà, perché questo imprenditore che deve far notizia paradossalmente, cioè l'imprenditore, ce ne sono tanti, centinaia, il cui unico interesse è quello di aver risolto il problema, ma quel problema è una parentesi della sua vita imprenditoriale e personale. Deve chiudersi perché bisogna tornare a lavorare, ripeto, al di fuori di rappresentazioni eroiche o mediatiche che più spesso siamo costretti a vedere sui media. Quindi a mio avviso avete fatto bene a scegliere questa persona, perché vi darà conto di ciò che deve essere un imprenditore serio oggi a Palermo. Ok?
Grazie Grazie. avvocato. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Alla Grazie. prossima. Arrivederci. Gentilissimo. Alla Arrivederci. prossima. Arrivederci. Ok, signor Tommaso, Grazie per i l'introduzione complimenti. penso non ci sia introduzione da fare. Ha pensato il dottor l'avvocato Caradonna. Migliore quindi- introduzione di così non si Ecco. può, penso. Allora, Ha Tommaso, fatto un'introduzione emozionante quasi. siamo emozionanti, quindi vabbè. le diamo il benvenuto. Grazie per aver accettato Grazie. l'invito in un giorno in cui diciamo il sabato si lavora, quindi grazie per per dedicare questo tempo. Se può iniziare, diciamo, raccontandoci appunto la sua storia, siamo qui ad ascoltarla. Sì, allora la mia storia è la storia di un commerciante che si ritrova all'interno di una borgata popolare, ovviamente, ma non soltanto, non ci limitiamo alla borgata popolare, perché a Palermo, insomma, diciamo, tutta Palermo è fatta da borgate popolari. Comunque si ritrova in un ambiente che a un certo momento devi sottostare in un certo modo a dei ricatti, diciamo così, ricatti, ma più che altro devi sottostare a delle regole precostituite. Cioè io rilevo un'attività, una tabaccheria, e con questa rilevo in un certo senso, eredito il pagamento del pizzo. Il vecchio proprietario, una persona anziana, una persona per bene, da sottolineare, una persona per bene, mi dice: guarda Tommaso, se vuoi campare tranquillo, dice, tanto alla fine sono 500 euro a Pasqua, 500 euro a Natale, e campi tranquillo. Allora, io premetto, non avevo grandi esperienze all'interno, cioè nel commercio, nelle attività. Io ho rilevato attività, ero uno studente, lascio l'università, prendo l'attività, la tabaccheria, quindi insomma dico vabbè, sottostiamo a questa sorta di sopruso, diciamo. Però questo si va avanti nel tempo, fino a quando nel 2015 vengo convocato dai carabinieri e in caserma mi chiedono letteralmente così: signor Virzì, lei paga il pizzo? Di punto così, quando tu ti senti una cosa del genere, sono due le cose che puoi fare: o dici, neghi, quindi in un certo senso sottostai e accetti questa situazione, oppure nel mio caso, come è stato nel mio caso, io mi sono detto: è una domanda che mi fate e mi liberate un po'. Dico, se il pizzo significa pagare soldi a Natale, regalare questi soldi a Natale e a Pasqua, io pago il pizzo. Allora là si è sciolto un po' il ghiaccio tra me e il maresciallo che avevo di fronte, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria. Ho deciso di denunziare tutti gli estortori che in quel momento appunto reggevano la famiglia di Borgo Vecchio, e quindi ho denunziato, ecco. Certo, quella non è stato un momento semplice, sicuramente, anzi è stato un momento piuttosto difficile, ma non perché avessi denunziato. Il fatto della difficoltà era il pensiero di cosa potesse accadere dopo. La difficoltà, la preoccupazione era quella lì. Però diciamo che da subito dopo dopo quel giorno, diciamo, sia i carabinieri da una parte che il comitato Addio Pizzo si sono fatti, diciamo, mi hanno dato forza, ecco, da questo punto di vista. Quindi diciamo che mi sono sempre sentito in un certo senso protetto, realmente protetto appunto sia dai carabinieri da una parte, che sono stati eccezionali. Mi hanno dato numeri di telefoni giorno e notte, dice puoi chiamare quando vuoi, oltre al comitato Addio Pizzo, che mi ha seguito lungo tutta la fase, diciamo, poi dei processi, eccetera. Ma continua a seguirmi, ecco. Signor Tommaso, com'è cambiato
concretamente è tutto un fattore mentale o concretamente è cambiato il modo di aprire la sua attività la mattina, di svegliarsi, di alzarsi la mattina? Cioè, c'è un prima e un dopo, ci può far comprendere? Allora, dal punto di vista lavorativo, diciamo, specialmente i primi anni, alcune persone, parenti, amici di questa gente non è venuta più in tabaccheria, ma di questo, diciamo, me ne sono fatto una ragione, anzi, quasi quasi ero contento di questo. Chiaro. Ma dal punto di vista psicologico sicuramente mi sentivo molto più pulito. E quindi, anzi, da questo punto di vista ero molto più leggero, non mi sono sentito per niente in difficoltà, anzi, ci sono state pure delle occasioni in cui alcune persone sono venute in tabaccheria a stringermi la mano, non le conoscevo, me ne sono venute apposta in tabaccheria a stringermi la mano, ho detto non ho fatto niente di particolare, mi sono sentito un po' a disagio, sinceramente. Quindi da un lato si è trovato le persone che la conoscevano a non venire più e altre persone invece... Esattamente. Ma meglio perderle che trovarle, allora. Esattamente, infatti ero proprio contento di questo. Infatti. Ma, signor Tommaso, diciamo, lei ha detto sono venute a stringermi la mano, non so perché, in realtà... Forse è perché l'ha vissuto in prima persona, ma in realtà c'è un motivo di fondo, perché comunque non è, è particolare il fatto, per quanto poi sia diffusa, ringraziando il cielo, questo ormai non pagare il pizzo, però è sempre sentito da un palermitano, quando lo sbaglio. Sì, no, quello sì. No, mi sono sentito un po' a disagio, cioè strano, perché ho detto, poi alla fine ho fatto... niente di particolare, ecco, quella è la cosa che è strano, che è una cosa che dovrebbe essere una regola, una cosa normalissima, diventa una cosa un po' particolare, ecco, che abbia tutta questa cosa, cioè di andare a stringere la mano a una persona che ha fatto poi alla fine niente di che, insomma, ho fatto il mio lavoro, il mio dovere, ecco. Niente. Ma signor Tommaso, se ci può raccontare magari come si presentavano prima, nel senso questi soggetti? Allora, ritornando al discorso dell'avvocato, sì. Molte persone pensano magari che si presentino in attività magari in modo rude, no? In alcuni casi è così. Nel mio caso no, perché nel mio caso erano come se fossero degli amici, come diceva proprio l'avvocato, cioè ti si presentano alcuni che tu li consideri no amici, perché io insomma di queste amicizie per fortuna non ne ho, ma delle persone conoscenti che si approcciano in modo tranquillo, sai che c'è il solito regalo per i figli o per le mogli delle persone che stanno in galera, quindi per i parenti che hanno bisogno, e tu insomma ingoi questo boccone e paghi. Questa era l'approccio, la formula, diciamo. nel mio caso. Dico, non è sempre una forma, un approccio di tipo rude, che ne so, l'attacco nei catenacci, piuttosto che l'incendiata dell'attività. Non è sempre così. Probabilmente quello magari è il passo successivo nel caso in cui del rifiuto, però il primo approccio sempre è un approccio, diciamo, amichevole, ecco. Ok. Signor Tommaso, ci può raccontare come Addio Pizzo, visto che erano ospiti e l'evento in collaborazione con Addio Pizzo, come ti ha assistito, come diciamo la vicinanza di Addio Pizzo? Dopo un paio di giorni dopo un paio di giorni dal momento in cui sono stato convocato dai carabinieri, è venuto in tabaccheria un ragazzo che tranquillamente mi passa semplicemente una busta. E mi dice soltanto pensaci. Ho detto vabbè, una cosa strana. Ho aperto la busta ed era una lettera del comitato Addio Pizzo che mi diceva appunto non ti preoccupare, noi stiamo con te, se hai bisogno di una mano
senza problemi. Io da quel momento subito ho detto vabbè, mi piace, anche perché la faccia della persona era una faccia che mi dà fiducia. E poi da là è iniziata proprio, ci siamo messi in contatto, poi successivamente mi hanno chiamato, io poi sono andato da loro, insomma è stata una collaborazione e loro mi hanno seguito lungo tutto il percorso appunto del processo. Io non sono mai andato in processo, loro sempre mi hanno seguito proprio addirittura l'avvocato Caradonna mi ha seguito lungo, si è costituito io mi sono costituito parte civile e quindi diciamo mi ha seguito tutto il percorso, lungo tutto il percorso. Signor Tommaso, lei ha il tabacchiadetto a Borgo Vecchio, giusto? Sì. Ma vivendo anche quell'ambiente, che su certi aspetti sarà un territorio difficile, ma vorrei sapere come si vive il sentimento di legalità in questi territori, dalla sua parte, alla nostra parte, come... No, e lì la polizia è lo sbirro, cioè la legalità è un parolone al Borgo Vecchio, ma dico, non penso che sia molto diverso in altre Chiaro, in altri quartieri. Non è che in altri quartieri la figura del poliziotto o del carabiniere sia una bella figura, ecco. Quindi la legalità, veramente siamo molto distanti da questo, perché lì c'è spaccio di droga, perché non c'è lavoro, si vuole guadagnare facile, non c'è cultura, e i ragazzi sono in mezzo, sono per le strade a giocare e non hanno un futuro perché hanno genitori che sono in galera o che sono stati in galera, non hanno una guida, quindi questi ragazzi vivono la strada e quindi ovviamente non hanno neanche un approccio verso, cioè la scuola esiste o non esiste, chiaro. Perché se ragazzini a 7-8 anni che vanno un giorno sì e 10-15 giorni no a scuola, quindi ovviamente tutto questo fa un habitat proprio perfetto per la criminalità organizzata, per la mafia, quindi non è che non ci sono grosse cioè, non c'è diciamo uno spiraglio di luce che si può vedere da questa... Ma il discorso secondo me è che in questi quartieri, come tanti altri, pure fuori Palermo, manca, cioè possiamo dirlo, è il fallimento delle autorità statali, della scuola e dell'istruzione, e io credo che si debba inserire dopo la pandemia anche tutte le associazioni, il terzo settore potrebbe in qualche modo aiutare questi territori in difficoltà, il volontariato, tutti questi enti potrebbero fare la differenza. Sicuramente sì, perché se noi ci aspettiamo solo che si possa combattere questo fenomeno soltanto con repressione, polizia, carabinieri e via dicendo, non andiamo da nessuna parte, ma perdiamo sul nascere, ecco, non abbiamo, quindi qua bisogna lavorare a 360 gradi, quindi bisogna lavorare dal punto di vista, intanto per la nuova generazione, la scuola, tenere impegnati questi ragazzi, non hanno una famiglia ben... Che li seguono, va bene, dopo scuola, sport, impegniamoli in qualcosa che sia sano e che abbia una visione diversa del mondo. Insomma, ci sono persone che al di fuori di Palermo non hanno mai messo piede, cioè il mondo non è solo a Borgo Vecchio, per quelli di Borgo Vecchio, Brancaccio per quelli di Brancaccio, cioè è un po' più basso. Quindi cerchiamo di fargli capire che come funziona il mondo, cioè, e bisogna allargare un po' la veduta. Signor Tommaso, tornando un po' diciamo all'intervento fatto anche dall'avvocato Caradonna, d'altronde possiamo affermare che, ripeto, la presenza della criminalità organizzata, ovvero della mafia, compromette l'evoluzione dell'economia siciliana.
Su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Infatti, quando si dice a questo mettiamo che poi tantissimi giovani coetanei nostri vanno in altre parti, in altre regioni, logicamente perché non trovano lavoro, di conseguenza è una diciamo molto difficile comprendere come si andrà a evolversi questo fenomeno. Però possiamo dire che anche la presenza della mafia distrugge anche l'innovazione delle aziende. Ma sicuramente sì. Diciamo, Allora, lei ha un tabacchi, quindi magari su certi aspetti è commercio puro, però esatto. ci può dare il suo punto di vista, nel senso... Pensiamo, io adesso proprio in questo momento stavo pensando una cosa, pensiamo al fatto che se noi abbiamo tantissime persone, ragazzi eccezionali che si laureano a Palermo, no? A Palermo non trovano un tessuto economico che possa dargli lavoro, quindi giustamente questi ragazzi partono e vanno fuori all'estero, oppure vanno in Alta Italia, insomma, vanno in altre realtà. Cosa rimane qui? Chi rimane qui? C'è un continuo, come si dice? C'è un impoverimento continuo. Cioè non sono ragazzi che vanno e tornano. Cioè, perché c'è un tessuto economico qui che non esiste in realtà. Sì, sostanzialmente questo. Se non alla fine che cosa esiste? Un po' il commercio. Sì, il turismo, cioè in realtà noi dovremmo ribasare l'industria non esiste. L'economia. No, ma il discorso non è tanto l'industria, perché ci sta anche ma che industria, non sia l'industria. Ma in senso lato, diciamo, industria, non industria, proprio industria. L'industria in senso lato, nel senso come proprio che ci sia un'economia. Non esiste, perché qua non esiste. Guardi, il sottoscritto, sono laureato in economia nella triennale, sto continuando qui, mi do tempo questi 2 anni, ma è davvero difficile parlare di economia in Sicilia, anche con la nostra, perdonatemi, anche con la nostra associazione che stiamo avviando il crowdfunding, ok? Per aiutare sostanzialmente le aziende che, oltre a denunciare il pizzo, eccetera, eccetera, avviare un processo di digitalizzazione, ma noti che gli imprenditori non hanno una visione elastica, e ritornando alla citazione di Battiato all'inizio, siamo arretrati culturalmente. Una volta parlavo con un mio amico e dicevamo: se guardi Milano noi siamo 10 anni indietro, Milano se guarda ad esempio l'America o il resto del mondo è 10 anni indietro, cioè sostanzialmente siamo 20 anni indietro dato dal fenomeno mafioso. Esattamente, tra le tante cose. Mafioso politico. Esatto. Insieme. Perché insomma ovviamente è una bella, come si dice, un bel impasto, ecco. Ma cioè, è l'uno che diciamo che va a, diciamo, a sovrapporsi, o meglio, non più che sovrapporsi, proprio si va a non viene adesso combaciare magari su certi aspetti, perché esatto. Come dicevamo prima di iniziare la live, il perimetro come è fatto? Da un lato abbiamo lo Stato, dall'altro abbiamo sostanzialmente il libero mercato, e loro trovano in questa forbice sostanzialmente tutto l'agire, ovviamente il prosperare delle loro attività economiche, perché dobbiamo affermarlo, la mafia, oltre ad chiedere il pizzo, che fa un male incredibile, come diceva l'avvocato Caradonna, fa anche impresa. E quando la mafia, la criminalità inizia a fare impresa, è la fine, perché non assumono più, non c'è investimento per il futuro, non c'è ricambio generazionale, non c'è visione digitale innovativa, siamo lasciati a noi stessi. E lei fanno loro l'economia, in un certo senso. Bravo. Pilotano loro stesso l'economia e quindi fanno forza poi sul potere politico, da cui poi ne hanno un ritorno. Chiaro, e quindi è un circuito che così non se ne esce. Esatto. Diciamo forse la via che, come lei ha detto poc'anzi, è quella di investire nella cultura. Quella è fondamentale. Cioè, se non si capisce quello, è stata unica. È il primo passo che bisogna fare. Cioè, bisogna indirizzare questi ragazzi a non far prendere quella strada, ma indirizzarli verso una visione diversa della vita, che non è per forza necessariamente comprarsi le scarpe di quel tipo di marca o i pantaloni di quell'altra marca,
ma è qualcosa di più. Signor Tommaso, lei ha detto Indirizzare le passioni, trovare la passione di quel Chiaro. ragazzo e indirizzarla verso e indirizzarla. Sicuramente Energia e il Covid passione. e la pandemia non stanno aiutando affatto, infatti che questa situazione debba essere prima possibile superata una volta per tutte. Quello che le voglio dire, signor Tommaso, ma se lei ha detto che aveva iniziato l'università o sbaglio? Sì. Ok, quindi già stiamo parlando di una persona che aveva al liceo o comunque alle superiori una proiezione del futuro, no? Sì. Ma le voglio dire, cioè, il fatto che lei ha detto no al pizzo, secondo lei è il risultato di quello, o lei anche se avesse avuto la terza media, per come era fatto, per il coraggio che, diciamo, che dimostra... Allora, il bagaglio culturale probabilmente mi aiuta, cioè qualcosa, sicuramente la scuola in questo aiuta tanto perché ti apre la testa, c'è poco da fare. È pur vero che però ci sono persone che comunque hanno la terza media e comunque sia magari hanno dietro una famiglia, magari povera, magari non lo so, una famiglia che non è benestante, però di persone che hanno un senso di onestà e un senso di correttezza. Quello ovviamente c'è la famiglia che ti deve indirizzare in un certo modo, l'educazione familiare, e dall'altro sicuramente la cultura fa tanto. Sono entrambe, è tutto un po' il... Sì, ma infatti calcoli che io sono nato a Borgo Vecchio, cioè non è che io sono nato a Borgo Vecchio fino da sempre, cioè da sempre. Mio padre aveva un'attività a Borgo Vecchio, aveva un'attività in Borgo Vecchio, io quindi sono sempre stato, non vivevo la borgata perché io insomma studiavo, ma non stavo mai lì per strada, ovviamente, ma comunque io sono nativo lì, quindi non è che è perché nasci in una borgata necessariamente, in un certo ambiente necessariamente devi avere quel tipo di cultura. Certo è che da questo Ti punto di vista, porta ad avere... se tu ovviamente non vai a scuola, allora frequenti certe amicizie e allora è molto probabile Diciamo che che, tra intraprendi virgolette, quella strada. sei più avvantaggiato nascendo a Borgo Ma Vecchio che in un'altra zona, tra virgolette, a percorrere una strada più che un'altra, esattamente, sì, senza sì. fare discriminazione e nulla, però si sa che No, sono senza fare quartieri nessun che... tipo di... No, Ma come ovviamente no. Borgo Vecchio, come tantissimi altri Sì, quartieri. assolutamente, Infatti. Alla fine assolutamente. Palermo è una serie di quartieri messi assieme. Sì, infatti è una città fatta da piccoli paesi, in realtà. Bravo, Sì, ma sì. infatti si dice questo di Palermo, che sono tanti paesi messi assieme. È proprio Quello che così. le voglio dire, signor Tommaso, è, cioè, anzi, che le vorrei chiedere, diciamo, un consiglio che lei si sente di dare a un giovane che vuole fare imprese e viene bloccato dalla criminalità, dalla mafia, oppure un imprenditore che viene la richiesta del pizzo. Diciamo, che consiglio darebbe lei in quanto persona che ha subito? Da andare ai carabinieri. Perché ora c'era il concetto qualche annetto fa che andavi dai carabinieri e magari loro ti mettevano sotto torchio, no? Cioè magari si poteva pensare una cosa del genere. In realtà loro ti aiutano in tutto e per tutto. Ma sul serio, cioè, ti senti... non è più come una volta avevi di aver, cioè, il sentimento di paura, sia perché prima si aveva questa sensazione, no? Che tu andavi ai carabinieri, quindi dovevi avere paura sia della legalità dello Stato, e poi dovevi avere paura delle ritorsioni eventuali dei mafiosi. Adesso invece non è così, non è veramente così, bisogna andare a denunziare, perché questa è da parte dei commercianti, da parte delle attività, quella è l'unica strada per veramente liberarsi da questo modo opprimente di vivere, perché poi alla fine è un'oppressione vera e propria. Quindi, Non bisogna aver paura di chiaro. denunziare, ecco.
Chiaro, chiaro. Volevo leggere una citazione di Giovanni Falcone. A questa città vorrei dire, gli uomini passano, le idee restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe degli altri uomini. Quanto è vera questa citazione, signor Tommaso? È profetica quasi quasi. Ma È veramente è importante, perché poi alla fine Giovanni Falcone lo conosciamo, no? Per noi palermitani, ma non soltanto per noi palermitani, è stato un eroe, ok? Però non è necessario l'esistenza del singolo eroe. bravo. Cioè, non è necessario. Basta che si crei quell'idea comune che viene trasmessa poi e diventa la normalità. Sì. Quell'idea diventa una cosa normale, è un modo di vivere normale. Non deve essere un'idea straordinaria la legalità. È la normalità, dovrebbe essere la normalità. Sì, sì. Quindi però immancabilmente poi i media o nella collettività vi è questo è perché quello fa presa magari sull'attenzione, magari ecco, domani c'è l'anniversario della morte di Falcone. Sì. Quello ovviamente fa presa sull'attenzione del pubblico, magari l'attenzione magari anche di persone che non vivono queste realtà, magari che sono lontane, che non neanche conoscono la realtà nostra palermitana, o comunque delle persone che hanno a che fare con questa realtà. Quindi fa molta presa sulla loro attenzione, però non è questo soltanto, cioè non è che dobbiamo domani, e perché domani l'anniversario, allora stare a attenzionare questo problema solo domani. Questo è un problema che va attenzionato quotidianamente. Guardi, io ho una paura incredibile su una serie di nuovi strumenti comunicativi che la criminalità, Cosa Nostra, in generale la mafia in Italia utilizza anche nello spettacolo. Cioè, oggigiorno ci sono... Parliamo di questo, visto che 2 giorni fa ci ha lasciato il maestro Battiato, che sposava dei concetti importantissimi che hanno fatto la storia e la cultura siciliana e italiana, così come tanti altri. Oggigiorno, e non voglio fare quello anziano e dice vabbè è tutto da buttare, non è così, però immancabilmente ci sono delle nuove leve in generale nella musica che sono un riciclo di soldi sporchi che portano avanti dei concetti bruttissimi. E quindi il giovane che sente queste canzoni o legge queste lettere, non saprei, cioè lì è pure una cosa da attenzionare, è il futuro quello, come ha detto l'avvocato Caradonna anche il discorso. Ma lì ritorna sempre il tema della cultura, dell'educazione, di tutto, della cultura. Però un discorso è che non è soltanto lì, secondo me, un fattore di cultura, è pure di visione, intelligenza, perché concetti cattivi, no? Nocivi, possono passare in maniera lieve tramite delle canzoni e ti fanno il lavaggio del cervello. Non so se vorrei la vostra, quella del signor Sì, certo, perché adesso si tende, tra virgolette, ad elogiare, diciamo, i criminali, in un certo senso, quando viene reputato come una persona quella, ok, fai queste cose da criminale, sei bravo, sei bello, figo, capito? Sì. Un discorso l'avevo fatto noi e vorrei sapere quello del signor Tommaso. Avevo intervistato un regista che appunto non faceva film antimafia, Carmelo, ti ricordi? Un discorso è se arriva il regista americano che ti fa Il Padrino, la trilogia, che rimane ancorata lì ed è un film, diciamo, che in qualche modo ha cercato di raccontare una Sicilia che fu, perché quello è. Un discorso è andare a elogiare oggigiorno come serie TV, per esempio. Esatto. Da questo punto di vista, perché non diventa più un racconto di una realtà, diventa quasi una. Infatti, se noi vediamo in alcuni
alcuni ragazzi di queste realtà vanno a emulare bravissimo quei personaggi di quelle serie TV, e tu vedi il taglio di capelli, bravissimo gli occhiali, Sì, la sì, barba in un certo modo. e se tu segui quel mood poi immancabilmente potresti fare le cose che fanno loro Esattamente. ma Però guardi è ovviamente, scusami Riccardo, sì, è anche sì. una questione ovviamente di educazione, quindi se si deve capire che quelli là magari sono personaggi interpretati da attori e che stanno semplicemente riportando una realtà, per esempio mi viene ovviamente in mente Gomorra Esattamente, di a cui mi riferivo Saviano. io, esattamente, Sì, a cui sì, mi sì, riferivo io. che Però si lì deve... entra in gioco, però appunto poi là, appunto come stavi dicendo tu, come la famiglia. Certo, certo, cioè si deve saper distinguere dal personaggio televisivo, perché quello è, comunque la reale cosa, c'è un criminale. In realtà a me io poco fa ho detto ad esempio la trilogia del Padrino, ma in realtà a me dà tuttora fastidio il fatto di andare a Cefalù, esempio, spero di andarci in zona gialla il prima possibile, in cui si vedono le magliettine, vendita Che il ora Padrino, sì, con sì. la coppola, cioè, mi dà fastidio questo racconto siciliano ancora, nonostante che ad esempio in questo caso il Padrino è una trilogia ben fatta a livello cinematografico, però ancora noi che poi produciamo queste cose e ci vendiamo queste immagini a noi, ma siamo stupidi. Esattamente, era quell'immagine che magari gli americani, pizza mandolino, mafia, pizza mandolino, Sì. no? E in questo caso noi ce la autofacciamo questa immagine, ce la creiamo noi stessi questa immagine, che è una cosa che non ha Quando senso, poi cioè su temi positivi siamo Sì. completamente carenti, cioè, potremmo vendere Esattamente. che so, marketing su Falcone e Borsellino, e Per esempio, invece troviamo la maglietta col Padrino, per esempio. Ma è un discorso complesso che ripeto, il mio intervento è fatto perché sicuramente c'è qualche testa dietro nociva che vuole dare dei messaggi negativi. ma Non è un caso. se Non noi è un caso. andiamo a guardare magari i ragazzi che diciamo vivono cioè che fanno parte della criminalità organizzata palermitana, noi andiamo a vedere per esempio la musica, che tipo di musica ascoltano? Musica simil partenopea, neomelodica, dove praticamente ci sono questi testi che inneggiano che ne so, alla forza, all'uso della forza, all'uso della mafia, in un certo modo. Allora, cioè, ecco, ritorniamo sempre a quel fattore della cultura, Sì, ma anche a me dà fastidio, parlando dei giovani, ma anche della terza età, diciamo, più anziani, che dicono la mafia ha fatto cose giuste, ma non è vero, è una cretinata, non esiste, non puoi pensare questa... o sbaglio? No, è sacrosanto. C'era questa visione come poetica un po' della mafia Non è più la mafia prima... di un tempo. Sì, non è più la mafia di un Sì, tempo, sì. queste parole, queste cose dette in questo modo, sì, che all'epoca, in quei tempi, la mafia faceva giustizia, ma la giustizia deve fare la giustizia, la mafia non deve fare giustizia. La mafia non La toccava mafia donne e non deve bambini. esistere proprio. Vabbè, qua Chiaro. ovviamente c'è tutta una storia dietro, Certo, sono certo, centinaia di anni di storia che hanno creato tutto questo. che purtroppo continuano. Adesso ovviamente, come tutte le cose dell'uomo, piano piano si è trasformato, no? Adesso è ormai appunto è entrata nel tessuto sociale del siciliano, ma non soltanto siciliano, penso a No, ma livello qua si anche parla nazionale. di finanza pure, cioè Appunto. ormai Adesso ci sono i mafiosi con i colletti bianchi, insomma, sì. E quindi insomma non è più un fenomeno così. Ormai la mafia ha delle... Poi non so ovviamente se sono dei soggetti interni o esterni, ma hanno delle conoscenze economiche, finanziarie che forse non ci immaginiamo, cioè hanno questa forza. E io sono un po', la vedo un po' brutta. Non so se magari direttamente o indirettamente, magari se Non ne fanno, so,
non so. Se ne faranno, magari ci sarà quella zona grigia, no? Di cui si fanno, usano quella zona grigia lì per entrare nell'economia, nella finanza. Possiamo Però sicuramente affermare che dove c'è la mafia, pure un qualcosa di bello lo rende una merda. Su questo non ci piove. Rovina sicuramente, rende mette le difficoltà elevate in tutti gli ambiti. Infatti il discorso, ci avviamo alla conclusione di questa bellissima chiacchierata con il signor Tommaso, il discorso di prima, quale affermavamo che chi viene a investire in un tessuto del genere così complicato? Lei da imprenditore investirebbe? Allora, io se fossi una persona non del posto, non siciliano, mi verrebbe molto difficile immaginare di investire qua in Sicilia, a Palermo. Chiaro. Non so se sia questo il motivo, però ci sono molte aziende che hanno provato qua in Sicilia, anzi a Palermo in particolare, a mettere radice, e non so perché ogni volta saltavano. Io mi riferisco alle grandi imprese multinazionali tipo Ikea, Decathlon. Non capisco il motivo. Noi non sapremo forse mai la verità, si parla di un fattore del comune che non aveva, eccetera eccetera, ma non sappiamo mai se effettivamente... Non lo sapremo mai, probabilmente, però guarda caso capita spesso. Sì. Quindi c'è da farsi una domanda, il motivo per cui se noi vogliamo non attecchisce. Chiaro. Se noi vogliamo dare, secondo me, un senso di speranza a noi tutti, a chi ascolta e ascolterà la diretta, dobbiamo ripartire, a mio avviso, dalla bellezza della nostra terra, il mare, la cultura, il patrimonio culturale, i musei, tutto quello che ci offre questa terra bellissima ma difficile. Dovremmo cercare di attrarre i cervelli, non farli andare via i cervelli dalla Sicilia. Sicuramente non siamo noi a dover dare in questo momento le soluzioni, ma sicuramente ci saranno persone molto più, come si dice, molto più persone che sicuramente sapranno fare questo per loro, come loro lavoro, insomma, però sicuramente non è, per adesso non stiamo percorrendo quella strada, ecco. Chiaro, ci auguriamo che, superata la pandemia e soprattutto giovani come me, come Carmelo e tanti altri possano avere la propria chance in questa terra. Allora, signor Tommaso, grazie per questo intervento. È passata un'oretta, nemmeno è volata. È volata. Grazie per il suo intervento. Ci teniamo in contatto. Ringraziamo voi. Grazie veramente, è stata una piacevole chiacchierata. Ma in realtà noi ringraziamo lei e chi come lei, che lo possiamo dire anche nel proprio piccolo, nella propria giornata, fa la differenza. E mi creda che persona dopo persona il discorso dell'idea che passa di generazione all'altra arriverà. Ci guardiamo un video e poi concluderà automaticamente la diretta. Quindi un video conclusivo. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte, cioè queste giovani generazioni, a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone e di tutti quelli che lo affiancavano quando in un breve periodo di entusiasmo egli gli disse: la gente fa il tifo per noi.